Patrizia Peretti di Prima il Veneto. Buonasera, buonasera, grazie. Allora, Patrizia Peretti, è vero che sono passati, ricordava il Presidente Bui, 1986 giorni, insomma sono quasi 5 anni, però adesso con Calderoli si è imboccata una strada che sembra così più agevole rispetto alle precedenti. Lei come la vede questa riforma? Ma allora, direttore, partiamo dal presupposto che appartenendo a un movimento che si chiama Prima il Veneto non posso che essere favorevole a qualsiasi forma di autonomia. Io mi spingo sempre, lei lo sa, a dire anche di indipendenza perché mi piace puntare in alto, quindi non posso che essere favorevole a qualsiasi tipologia di piccolo guadagno anche che questa regione possa ricevere dalle attività che vengono portate avanti. Io però purtroppo ho sempre un po' paura, sono tra quelli che hanno un po' paura che qualcosa si incagli, in questo caso perché comunque i passaggi legislativi, l'iter sarà lungo, così per come è stato pensato, e complesso, e si rischia di avere più di un punto di arresto, come un gioco dell'oca, ecco, io lo immagino un po' così, no? In cui si torna indietro di una casella, si ritira il dado, ti dicono no, stai in prigione, salti un giro, poi forse ritorni fuori, però magari al 90 non ci arrivi perché vince qualcun altro. Ecco, io sono purtroppo tra questi. Io ricordo di essere stata ospite da lei, direttore, qualche giorno prima del referendum sull'autonomia e dissi, mi raccomando, stiamo attenti perché sappiamo che il Veneto in questo momento, i veneti in questo momento fortemente credono nell'autonomia, ma non pensiamo che domani ci sveglieremo e sarà un mondo fantastico con gli arcobaleni e gli unicorni e potremo fare tutto quello che vogliamo, perché non sarà così e il percorso sarà lungo, tortuoso e difficile. E così purtroppo è stato, lo vediamo dal numero che c'è in sovraimpressione. Ogni volta che vengo da lei il numero è sempre più alto, non torniamo mai, no, purtroppo indietro, quindi vuol dire che la strada che è stata imboccata fino ad adesso forse non è quella migliore. Io mi auguro che ci siano delle speranze in questo senso e che tutto il percorso si concluda, però purtroppo è un augurio. Adesso al di là di quelle che possano essere le posizioni politiche, credo che nell'intervento che abbiamo sentito prima, parlo della sanità, siano stati dati dei numeri che arrivano direttamente dagli uffici regionali, che quindi io penso di poter prendere per buoni. Ecco, io ho assistito come tutti noi a un sacco di campagne elettorali in cui c'è sempre stato detto che il costo di una siringa in Veneto è di 5-6 centesimi, il costo di una siringa a Reggio Calabria è 8 volte tanto, e che quindi la nostra sanità era più virtuosa, che sicuramente tutte le cose sarebbero andate bene, che eravamo la regione migliore d'Europa, più sul pezzo per quanto riguarda sicuramente la sanità. Ecco, mi pare che i dati, seppur brevemente che sono stati dati, al di là, non parlo della carenza di personale, ma parlo proprio nello specifico per quanto riguarda le liste di attesa, non diano lo specchio di questo Veneto così talentuoso per quanto riguarda la sanità. Diciamo anche che una persona anziana che va a fare una visita specialistica all'interno di un ospedale si sente rispondere che per quell'esame specialistico l'ospedale potrà dare appuntamento tra un anno, e quindi la persona si rivolge a chiaramente un istituto privato. È stato inaugurato credo ieri o ieri l'altro, adesso non voglio dire un'inesattezza, a Venezia è stata posata la prima pietra di quello che sarà un nuovo centro di medicina privato. Perché? Perché la richiesta è altissima, quindi nel momento in cui la richiesta è altissima mi pare evidente che le risorse pubbliche non siano in grado di far fronte, che quindi non siano così eccelse. Quindi tutto sommato io sulla mia regione, sulla nostra regione ci credo e ho sempre investito, però voglio continuare a credere che non ci siano solo bandiere e promesse come quelle del taglio delle accise sulla benzina, perché io sono andata a fare benzina e non mi pare che sia stato risolto niente. Lì non si tratta di leggi di deleghe o era una cosa molto più elementare che poteva essere fermata. Quindi io credo che come Veneto possiamo reagire, possiamo andare avanti bene, però bisogna riuscire ad avere gli strumenti corretti e una politica corretta che possa portarli avanti. Patrizia Peretti, la galassia indipendentista, no? Abbiamo parlato tante volte
dei movimenti indipendentisti del Veneto, e appunto Indipendenza Veneta, prima il Veneto, il Partito dei Veneti, si è in qualche modo mossa in vista della... C'è qualcuno che si è mosso in vista delle prossime amministrative? Ci sarà una, come dire, una presenza alle regionali, insomma, che cosa si prospetta? Guardi direttore, allora i movimenti indipendentisti comunque o autonomisti in Veneto ci sono vivi, io parlo per quello che conosco più di tutto, che è la realtà mia, che comunque certo. È in contatto, ha degli amministratori, è in contatto con gli amministratori locali e anche con realtà indipendentiste che sono al di fuori di questo paese. Sicuramente c'è un'attenzione da parte dei veneti nei confronti di questi movimenti. È vero anche che probabilmente tutto il discorso che abbiamo affrontato un po' questa sera sul disamore verso la politica è andato a colpire un po' anche le realtà minori rispetto a quelli che sono i partiti nazionali. Quindi nelle ultime tornate elettorali ci sono state delle esperienze più o meno soddisfacenti, però insomma io sono qua, siamo sul pezzo, siamo vivi e credo che ci sia la possibilità per questi movimenti, non appena riusciremo anche noi a far capire agli elettori l'importanza, io lo dico sempre, al di là dell'appartenenza politica, l'importanza di andare a votare, perché è la cosa primaria e la cosa più importante. Io credo che una volta che riusciremo a riprendere un po' tutti quel 60% di elettori che adesso non vanno più a votare, ci sia maggior spazio anche per realtà che sicuramente sono minori rispetto a quelle nazionali, essendo più locali. Comunque ci sono gli amministratori all'interno di molte realtà che fanno riferimento a quelli che sono i partiti indipendentisti, quindi io non credo che sia un problema in questo momento. Per quanto riguarda poi le prossime elezioni, noi tendiamo sempre a andare da soli, ad evitare coalizioni che possono essere dannose, soprattutto con il nostro pensiero, quindi cerchiamo di essere coerenti con quello che abbiamo sempre voluto rappresentare. Io non ne faccio mistero, ho visto prima parlare Marcato è una persona che io ho conosciuto da quando ero iscritta in Lega, partito dal quale volentieri sono stata allontanata all'epoca di Tosi e tutto sommato, lei lo sa direttore, io sono contenta, non l'ho mai ritenuto una persona coerente per come si è comportato in determinate occasioni, quindi io mi auguro che venga piuttosto premiata la coerenza di chi ha sempre cercato di portare avanti quella che è l'identità di una regione rispetto a chi si fa bandiera o scudo con altri, come anche Tosi, che qualcun altro ha nominato qua, persona responsabile dell'espulsione di molti leghisti a Venezia solo per averlo contestato per la deriva nazionale che stava prendendo, che poi ha deciso di fondare il suo partito a Verona, il Faro, se non sbaglio, certo, vero direttore? Certo. Ecco, e poi è passato ad altra sponda. Quindi io credo che quello che ci premia sia rispetto ad altri la coerenza. Io credo di essere sempre stata coerente in questo e ritengo che ci sia assolutamente spazio per movimenti che intendono valorizzare quella che è la nostra regione. Parliamo sempre di autonomia, quindi mi viene da dire chi meglio di noi. Certamente.